Tutti agli ordini di mister Maino, i giallorossi si ritroveranno questa sera sul campo di Sacro Cuore per provare a ripartire di nuovo. In casa FC Bassano 1903 il morale resta sempre alto. Questa sera ha già annunciato l'intenzione di far visita alla squadra anche il presidente Fabio Campagnolo. Bisogna mantenere serenità e rassicurare il gruppo, composto in buona parte da giocatori giovani e giovanissimi, e a loro debutto nel calcio dei grandi. Domenica si gioca ancora lontano dal Mercante, ma ad Arsier sarà come essere a casa. I tifosi giallorossi hanno già annunciato la loro volontà ad arrivare nel Bellunese in massa. Il gruppo Grappa per l'occasione sta organizzando persino un pullman, perché domenica bisogna far sentire tutto il calore possibile ai giallorossi. Di fronte Frachesen e compagni troveranno ancora una volta l'Arsier, formazione già sconfitta 4-1 in Coppa Veneto. Nelle prime 3 giornate di campionato i bellunesi hanno raccolto appena 4 punti. Vittoriosi in casa con il Tezze, i biancazzurri hanno rimediato una pesante sconfitta sul campo del Selvat Ronda e pareggiato domenica scorsa con l'Uniondese. Sulla carta, insomma, l'occasione giusta offerta ai bassanesi per tornare a vincere.